La puntata di oggi racconta la parabola del più potente stato islamico mai esistito, l'impero ottomano, che nel Cinquecento sembrava proteso alla conquista del mondo, e che invece 3 secoli dopo, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, è diventato il malato d'Europa, preda di tutti gli imperialismi, tedesco, inglese, francese, perfino italiano. Ricordate la guerra di Libia, che infatti si chiama la guerra italo-turca, perché la Libia, che noi siamo andati a prendergli, era una provincia dell'impero ottomano. Ecco, com'è possibile che un impero così potente sia caduto così in basso? In realtà il declino dell'impero ottomano non è improvviso e non è neanche imprevedibile. Già al momento del suo massimo splendore, al tempo di Solimano il Magnifico, l'impero ottomano aveva qualche elemento di arretratezza rispetto all'Occidente. Quello che a me colpisce di più è la stampa. La stampa già nel Cinquecento in Occidente è dappertutto. Qualunque scoperta scientifica viene subito pubblicata in libro e circola. Ma qualunque notizia viene stampata su foglietti che si vendono per la strada. Ma nell'impero ottomano la stampa è vietata. Il sultano Selim il Terribile nel 1515 ha pubblicato un decreto che condanna a morte chiunque si occupi di stampa. Perché i religiosi ci hanno pensato un po' su e poi hanno deciso che è troppo pericoloso pensare che si possa stampare il Corano con delle macchine anziché copiarlo a mano. È un sacrilegio. All'inizio sembra una cosa da niente. Invece è l'inizio di un divario di mentalità che col tempo continuerà ad allargarsi. Ecco, il nostro documentario di queste cose non tiene tanto conto. Quando si parla dell'impero ottomano al momento della sua grande potenza, si tende a volte a esagerare anche un pochino. Per esempio ci viene detto che gli ottomani erano padroni dei mari. Ecco, non è proprio così. E loro stessi lo sapevano. Al tempo di Solimano c'è un memoriale del Gran Visir, Lutfi Pascià, che dice al sultano: dobbiamo stare attenti perché i tuoi predecessori hanno sempre dominato sulla terraferma, ma di rado hanno dominato sui mari. Gli infedeli ci sono superiori nella guerra sul mare. E allo stesso modo, quando si racconta la battaglia di Lepanto, sentiremo ripetere il vecchio luogo comune per cui Lepanto mette fine al mito dell'invincibilità dei turchi. Ecco, non è vero. La flotta cristiana è andata a cercare quella turca a Lepanto sapendo di vincere, e in tutte le capitali cristiane si aspettava la notizia della vittoria, perché sapevano di essere più forti. Insomma, già nel Cinquecento l'impero ottomano era una superpotenza, ma aveva i suoi limiti, aveva le sue debolezze. Nel Settecento è ormai evidente che sono rimasti indietro rispetto all'Europa. E loro stessi, di nuovo, se ne rendono conto. Nel Settecento molti riformatori a Costantinopoli dicono: dobbiamo stare attenti perché quegli altri stanno inventando un sacco di cose. E gli ambasciatori turchi che vengono mandati in Europa hanno ordine di visitare le fabbriche, gli ospedali, le caserme. E a Costantinopoli circolano memoriali che dicono: anche noi dobbiamo fare come i franchi. Ci chiamano così fin dal tempo delle crociate. Però queste riforme alla fine non si fanno mai. Perché? Perché la classe dirigente ottomana è troppo sicura di sé. Non riescono a immaginare che qualcosa che viene da fuori possa disturbarli. C'è un aneddoto che a me sembra molto, esemplare da questo punto di vista. Quando scoppia la rivoluzione francese, i francesi che vivono a Costantinopoli cominciano ad andare in giro con delle coccarde tricolori sul cappello. E il tricolore è un simbolo della rivoluzione. E allora un ambasciatore, mi pare quello austriaco, va dal Gran Visir e gli chiede di proibire queste coccarde tricolori, che sono dei simboli sovversivi, rivoluzionari. E il Gran Visir gli risponde: ma amico mio, te l'abbiamo già detto, questo è un paese musulmano, a noi non importano le vostre coccarde, mettetevi sul cappello quello che volete. Ecco, doveva essere molto confortante sentirsi così sicuri, però è stata anche la loro rovina. Quando si sono accorti che l'Occidente ormai li aveva... Il progetto di Hejaz è stato un traguardo importante per il mondo islamico, ma non riesce ad arrestare l'ondata di cambiamento.
Mutilato dai conflitti civili e oberato dai debiti, il regno della dinastia ottomana è quasi giunto al termine. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale, la storia di uno degli imperi più vasti e duraturi del mondo arriva alla sua fine. All'apice del suo splendore, l'impero ottomano si estendeva da Algeri a Mosul, da Medina alle porte di Vienna. Gli ottomani hanno comandato e custodito una tra le regioni più dinamiche del mondo. Una terra che fin dall'antichità ha contribuito a forgiare il mondo moderno, donandogli l'agricoltura, le città e la fede in un unico Dio universale. È la terra che ha dato i natali a menti eccelse che hanno contribuito a gettare le basi del Rinascimento europeo. Questo incrocio tra Oriente e Occidente ha ispirato la storia della civiltà per 12.000 anni. Una storia che non ha fine.